Buongiorno carissimi, come è prezioso iniziare un culto ad adorazione al nostro Dio e come è prezioso, nonostante questa distanza, stiamo vicino qua per adorare Dio. E che questa mattina noi possiamo vivere questo culto in modo molto in pace, molto sicuro, sereno e con un cuore grato al nostro Dio. Possiamo iniziare questo culto e possiamo leggere Matteo capitolo 6. Matteo capitolo 6. Matteo è subito dopo Malachia. Vai in Malachia, próximo libro è Matteo. Ok? 6, versetto numero 25. Questo momento di crisi, momento di coronavírus, e um momento que tante volte nós siamo preocupados com o lavoro, com a saúde, com a família, e tante coisas, Deus está gritando no nosso orecchio l'altra cosa. Mateus 6,25, perciò vi dico, non siate in ansia per la vostra vita, di che cosa mangerete o di che cosa berrete, né per il vostro corpo di che cosa vestirete. Non è la vita più di un nutrimento e il corpo più del vestito? E dopo Dio comincia a parlare di uccelli, dei fiori, dei campi. Ma andiamo al versetto numero 32. Perché sono i pagani che cercano tutte queste cose, sono i pagani che si preoccupano. Ma il Padre vostro celeste sa che avete bisogno di tutte queste cose. E adesso viene la nostra risposta. Cercate prima il regno e la giustizia di Dio e tutte queste cose vi saranno date in più. Non siate dunque in ansia per il domani, perché il domani si preoccuperà di se stesso. Basta ciascuno giorno il suo affanno. Questo momento di crisi io vorrei lasciarvi questo testo per iniziare il culto, sapendo che la preoccupazione è peccato, è mancanza di fiducia nel Signore. Questo momento Jesus stava gridando per i suoi discepoli, com i suoi que eram com lui, intorno a lui, dicendo: não preocupatevi com niente, perché Dio che prenderà cura di te nel giorno di oggi e nel giorno di domani. Perciò noi vogliamo iniziare questo culto in modo sereno, tranquillo, e adorare il nostro Dio con serenità e con gioia e con allegria, perché la nostra fiducia, la nostra sicurezza è nel Signore. Perciò vi dico, non siate in ansia per la vostra vita. Gli uccelli domani mangeranno, i fiori dei campi saranno bellissimi, e tu che sei molto più prezioso davanti a Dio, tu sarai prezioso, bellissimo, tu mangerai, berrai, e tu avrai tutta una vita stupenda domani. Perciò iniziamo questo culto, adorando o nostro Dio, cantando e aprendo o cuore a Lui com alegria. Preghiamo. Nosso Padre, vogliamo iniziare questo culto com a serenità e com a gioia, sapendo que tu prendi cura di noi. Vogliamo adorarti, vogliamo lodarti. Nel nome di Gesù. Amém, Senhor. Amém? Cantiamo, adoriamo e un buon culto ao nosso Signore. Buongiorno fratelli, siamo qua con una grande gioia, un'altra domenica a lodare e esaltare il nostro Signore. Essere insieme alla Chiesa, anche se non siamo insieme in stesso luogo, ma siamo in spirito e siamo qui per quello. Preghiamo prima di iniziare che possiamo parlare con il nostro Dio. Signore, siamo qua in tua presenza, Signore, ti ringraziamo per l'opportunità di essere riuniti con i miei fratelli, anche se non siamo in corpo presenti, ma siamo nello spirito, Signore. E ti chiediamo che tu possa accettare la nostra lode e la nostra adorazione come un profumo piacevole a te, sia con noi in ogni momento. Ringraziamo per tutto, in tuo nome, Amen. Che possiamo in questo momento, fratelli, cantare con grande gioia che il Signore è la nostra gioia, è la nostra pace, è la nostra allegria, è la nostra allegria. Cantiamo questo. Amen. Sei la voce mesa, e
versetto 35 a 37 dice così. Chi ti separerà dall'amore di Cristo? Sarà forse la tribolazione, o la distretta, o la persecuzione, o la fame, o la nudità, o il pericolo, o la spada? Come è scritto, per amore di te noi siamo tutti i giorni messi a morte, siamo stati considerati come pecore da macello. Anzi, in tutte queste cose noi siamo più che vincitori, in virtù di colui che ci ha amati. Amen, siamo più che vincitori. Anche in questo momento che stiamo passando di battaglie, di lutte, di guerra, però sappiamo che il Signore è sempre con noi, sempre al nostro fianco. In Lui sappiamo che Lui è potenza e sappiamo che è Lui, solamente in Lui che possiamo trovare la sicurezza, la gioia, l'allegria in tutti questi momenti. Lodiamo ancora il nostro Signore dicendo che Lui è grande e potente.
Ricevi, Padre, ricevi il nostro lode, la nostra adorazione, Padre. Ricevi, Signore, sia con noi, sia con il tuo popolo, Padre. Guarisci il cuore, Padre, di quelli, Padre, che sono malati, Padre, spiritualmente, di quelli che hanno bisogno di te. Sia con noi, ti ringraziamo per tutto, Signore. In tuo nome, amen, Gesù. Passo la parola al pastore. Como é precioso cantar, adorar e lodare ao nostro Dio. E adesso nós vogliamo condividere a sua parola. Tu que sei a casa em questo momento, apri a tua Bíblia. É escrito qua, mas tu pode abrir a tua Bíblia em Numeri capítulo 13, versetto número 33. Numeri capítulo 13, versetto 33. E dice così: E vi abbiamo visto i giganti, figli di Anak, della razza dei giganti. Di fronte a loro ci pareva di essere cavaletti, e tali sembravamo a loro. Preghiamo. Nosso Padre, grazie perché possiamo condividere la tua parola, la libertà di predicare, sentire, ascoltare e vivere la tua parola. Misericordia. Vogliamo, Padre, questa mattina camminare e vogliamo che lo Spirito Santo ti guidi. È lo Spirito Santo tuo, nel nome di Gesù. Amém, Senhor. Come tu ti senti in questo momento di una crisi? Come tu ti senti nel momento que tu non riesci a fare neanche uscire di casa? Interessante que o título de questa mensagem é: tu ti senti um filho de Dio ou um cavalete? Tu ti senti um filho de Dio, um uomo ou um inseto? E é interessante que questa síndrome de cavalete distruse o povo de Israel, e tante volte questo sentimento de essere piccolo, di essere minore dei minori, ti distrugge la nostra vita. O povo de Israel estava sofrendo. O povo de Israel, de Dio, tante volte soffre perché non crede che è veramente un figlio di Dio e c'è la presenza di Dio. Questa storia di virus in questo periodo, coronavirus, io credo in modo molto personale che Dio ha permesso questo. Perché Dio vuole vedere dove è la mia fede. Dio vuole sapere in quale persona io veramente credo. Dio vuole sapere della mia vita, di sicurezza della mia vita in Lui. Perciò la disperazione non fa parte della mia storia. Questa storia mi fa percepire che tante volte noi cominciamo a entrare in una strada che non è la storia, è la strada di Dio. Eu devo credere in Lui e sapere che Dio mi ha scelto per essere una persona speciale. Questo popolo che è andato a conoscere quella terra e che ha cominciato a avere questa síndrome di un insetto, erano delle genti valorose, erano líderes, erano delle persone intelligenti, erano delle persone capaci, erano delle persone di alta capacità di discernimento, erano delle genti che rappresentavano un popolo. E era questa gente che, nonostante la capacità, la intelligenza, aveva questa síndrome di un insetto. Davanti a loro sembravamo di essere un cavalete, un insetto. Era gente che hanno trasferito la intelligenza in paura. Era delle gente che hanno trasferito la capacità in un blocco mentale. Era la gente che hanno trasferito la capacità di mobilizare un popolo per una conquista, a una capacità di togliere la speranza di un popolo. Erano gente che stava avendo una síndrome di un insetto. Quando tu stai davanti a una crisi, che cosa tu fai? Qual è il tuo passo? Che cosa tu stai imparando in questo momento con la presenza di Dio nella tua vita? Perché io credo che la crisi più grande che esiste ancora un Dio più grande di questa crisi, e è di là che io devo inserire la mia fede e la mia speranza. Tante volte noi ci sentiamo impotenti e noi cominciamo a contagiare gli altri. Tante volte noi ci sentiamo questo insetto e cominciamo a condividere con gli altri che non ce la faremo, non sarà facile, non sarà semplice, adesso Italia sarà distrutta, non avremo più speranza per questa nazione. E non è così. C'è speranza per l'Italia, c'è speranza per la nostra gente, c'è speranza per il tuo lavoro, c'è speranza per la tua salute e per la tua vita, e è Cristo Gesù. Io non posso avere questa síndrome. Tante volte nós stiamo perdendo o valore di quello che noi siamo, e soprattutto nós stiamo perdendo o valore di quello che è in mezzo a noi, che è lo Spirito Santo di Dio. Síndrome di un insetto, di un cavalete, mi porta giù.
ma essere quello che io sono agli occhi di Dio mi porta a vedere le cose con gli occhi di Dio. Matteo 16, 18 dice così. Matteo 16, 18. E anch'io ti dico, tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le porte dell'Ades non la potranno vincere. Quando eu leggo questo testo, quando Jesus está dando questa promessa a nós como chiesa, quando Cristo Jesus te está dando questa promessa que nós possamos sfondare, distruggere le porte dell'Ades, la potenza, la capacità della chiesa, della nostra vita in questo mondo è grandissima. Nós não possiamo avere questa síndrome di sentirsi piccoli, ma dobbiamo rivestirsi di quello che noi viviamo veramente, o di quello che noi siamo nello Spirito Santo. Perciò noi percepiamo che non siamo dei cavaletti, oppure noi dobbiamo percepire che questa síndrome sta entrando nella nostra vita, oppure essere quello che siamo in Cristo Gesù. E quando cominciamo a leggere questa storia do popolo di Israele, comincio a pensare, qual era un sintomi di quel popolo di Israele? E il primo sintomo era senso di debolezza. Numeri capítulo 13, versetto 31 dice così. Numero 13, 31. Ma gli uomini che erano andati con lui dissero, noi non siamo capaci di salire contro questo popolo, perché è più forte di noi. Questo primo sintomo, questo senso di debolezza, c'è questa frase nella nostra bocca oppure nel nostro cuore. Noi non siamo capaci. Chi ti ha detto che tu non sei capace? Chi ha dato questa frase a te che tu non sei capace? Lo Spirito Santo no. Dio no. Forse o diavolo está arrivando al tuo orecchio e dicendo, tu non sei capace. E loro stavano dicendo qua, noi non siamo capaci di salire contro questo popolo perché sono più forti che noi. E la promessa di Dio era di una conquista. Adesso vem un gruppo di persone e dicono, noi non siamo capaci. Torniamo indietro. Questo momento di crisi non è per dire alla Chiesa che noi non siamo capaci. È questo momento che la Chiesa deve manifestare quello che veramente è. Noi dobbiamo cominciare a vedere le cose non con i nostri occhi, ma con gli occhi di Dio. Noi tante volte non ci sentiamo capaci di fare niente. E viene la depressione, viene la tristezza, viene l'abbandono alla opera di Dio. E quando noi percepiamo, ci rendiamo conto di quello che stiamo vivendo, percepiamo quante cose abbiamo perso. Noi non siamo capaci. È una falsa idea diabolica che sta entrando nella nostra mente. Noi siamo capaci, sì. Interessante che Dio sempre ci permette delle situazioni più grandi di noi per farci vedere che Lui è Dio e Lui è con noi, in modo che noi possiamo fare tutto, perché questo complesso di inferiorità sta distruggendo la nostra vita, perché noi non siamo forti in noi stessi, noi siamo forti perché Dio è con noi. Io non sono capace, ma con Dio, con me, noi siamo capaci, sì. Questa síndrome di cavalete dice, tu non sei capace. Ma questa capacità che viene di Dio, e come figlio di Dio, eu posso dire, io sono capace, sì. Nós siamo capaci di reagire. Nós siamo capaci di essere creativi in questo momento. Nós siamo capaci di pensare in quale modo noi possiamo diffondere il messaggio di Dio di speranza. Questo momento di crisi, a quante persone tu hai chiamato del tuo lavoro, della tua scuola, dei tuoi vicini di casa e detto, c'è una parola di speranza. È molto prezioso questo periodo, pastore Sandro, pastore Mario e io ogni giorno stiamo inviando un messaggio di meditazione di speranza alla gente. E tu está enviando questo messaggio ai tuoi amici che non conoscono Gesù? Tu está enviando questa meditazione ai tuoi vicini di casa? Tu está enviando questo messaggio ai tuoi colleghi di scuola, di lavoro? Perché questo messaggio di speranza che noi dobbiamo dire, noi siamo capaci di sfondere questa porta dell'Ades e inviare questo messaggio in modo che la gente possa credere che c'è una speranza. Noi guardiamo troppo la nostra incapacità e noi non stiamo guardando la potenza di Dio. Prendi questo messaggino di questa meditazione e invia ai tuoi amici e tu vedrai i miracoli che succederanno in quella famiglia. O diavolo dice, tu non sei capace. Dio dice, con te posso fare un grande miracolo nella storia. Perciò che il secondo sintomo è questo complesso di inferiorità.
E questa parola che è scritto là dice, perché è più forte di noi. Oh, sono giganti, qual è il problema? Sono giganti sì, questo virus, qual è il problema? Nós siamo molto più forti per proclamare la gloria del Signore. Sembra che gli altri sono migliori di tutti? Sembra che gli altri sono più capaci di noi? Sembra che noi non possiamo neanche stare vicino a loro. Interessante che tutti i popoli vedevano la potenza del popolo di Israele tranne il popolo di Israele. Interessante che tutta la gente vede la potenza della Chiesa di Dio tranne la Chiesa di Dio. Tutta la gente vede la gloria do Signore che si manifesta in mezzo alla Chiesa, ma la stessa Chiesa non riesce a vedere la gloria do Signore. Tutto il popolo nei miti di Israele vedevano Dio con Israele, ma il popolo di Israele non vedeva Dio. Nós siamo capaci. Nós siamo capaci, sì. Nós siamo sim potenti com o Signore. Numeri capítulo 13, versetto 32. Numeri 13, 32. Screditarono presso i figli di Israele i paesi che avevano esplorato, dicendo: il paese che abbiamo attraversato per esplorarlo è un paese che divora i suoi abitanti. Tutta la gente che abbiamo visto è gente di alta statura. È questa storia che racconta quei líderes che não caminhavano com a potência do Senhor. Loro hanno messo fogo a popolo di Israele, hanno messo dubbio ao popolo de Dio. Era quello vírus de cavalete, de síndrome de cavalete que estava entrando. Era o vírus do pessimismo que estava entrando em mezzo a loro. Era questi cavalete que estava inserindo dubbio ao popolo di Israele. Quante volte la gente inserisce dubbio nella tua fede, dubbio nella potenza di Dio nella tua vita, nella tua chiesa. Quante persone oggi arrivano davanti a te e dicono: non ce la faremo, sono più potenti di noi, adesso la chiesa è finita. Quando eu vedo la chiesa lavorando e servindo, nonostante la distanza, o quanto è prezioso vedere quello che Dio fa. Passiamo per difficoltà, soffriamo nella parte economica, sembra che abbiamo un debito enorme e noi cominciamo a vedere: non ce la faremo, sono più grandi di noi. Che cosa? Se Dio è con noi, ce la faremo. Se Dio è con noi, non ci sono dei giganti. Se Dio è con noi, non ci sono virus che possono fermare questa opera del Signore. Perché Dio ha chiamato la nostra, la tua chiesa, è la chiesa di Dio. E Dio ci ha chiamato a fare questa opera, ci ha dato la capacità di vivere. Perciò vivi virus di cavalete, entra un pessimismo. Ma lá o Spirito Santo ti dà la capacità di reagire e fare una opera del Signore che è molto più potente. Dio è con noi. E noi siamo figli di Dio. Noi non siamo cavalete. Noi non siamo un insetto. Nonostante la grande difficoltà che viviamo oggi, Dio è con noi e ce la faremo sì. E può venire dei giganti. L'altro terzo sintomo è la nostra bassa autoestima. E o texto dice: vi abbiamo visto i giganti, figli di Anak, della razza dei giganti, di fronte a loro ci pareva di essere cavaleti. E l'ultimo versetto dice: e tali sembravamo a loro. Di popolo di Dio a um insetto, da um líder a um insetto. Bella caduta, no? Um popolo che Dio ha chiamato per conquistare diventa um insetto. Bella caduta. Um líder che doveva guidare un popolo, una gente, e mettere entusiasmo a questa gente, dice che non ce la faremo. Diventa um insetto. Ma noi siamo figli di Dio e ce la faremo sim. E non è un messaggio positivista. È un messaggio basato sulla fede, sulla parola di Dio, della conquista che Dio inserisce, perché c'è ancora lo stesso Dio di Israele, è lo stesso Dio della Chiesa. Tu che sei a Belluno, a Conegliano, tu che sei a Treviso, a Padova, a Verona, tu che sei in questa Chiesa di Dio oggi, tu devi sapere che questa città Dio ti ha dato e ti ha affidato in modo che noi possiamo conquistare sì ao suo nome. Tanti di noi siamo stranieri e siamo qua per praticare e vivere o messaggio di Dio per conquista. Nostra bassa autoestima non può entrare nella nostra vita. Nós não possiamo vivere com questa bassa autoestima. Nós dobbiamo vivere con quello che abbiamo dentro di noi, che è lo Spirito Santo.
É questo che ti porta entusiasmo, la gioia di condividere, di parlare, di vivere. Passiamo per i momenti difficili. Passiamo per quel momento di vale della morte. Passiamo! Ma la conquista, la vittoria con il Signore è molto più profonda. Tu sei prezioso, senza bassa autoestima. Dio ti ha dato la potenza di predicare e vivere questo messaggio. Amém? Quarto sintomo, una visione sbagliata della realtà. Quando non ha questa síndrome di Cavalete, una visione sbagliata della realtà. Loro guerrieri e noi siamo pellegrini. Loro città fortificate e noi siamo nel deserto. Loro sono forti e noi siamo deboli, insetti. Loro sono bravi e intelligenti e noi siamo incompetenti. Ou se uma pessoa com a síndrome de inseto comincia a vedere loro sono capaci e noi non siamo niente. Questa síndrome ti fa vedere le cose completamente sfocate, le cose imprecise, le cose che non sono vere, non sono reali. Loro non riescono a vedere la potenza di Dio. Invece di vivere con la vittoria, vivono con la paura. Invece di vivere con la ragione di vedere il Signore agindo, comincia a vivere con la paura e il negativismo. È una visione completamente sfocata. Loro sono forti, ma noi abbiamo la potenza di Dio per vincere. Loro sono le città fortificate, ma nel nome del Signore queste città andranno giù. Loro sono intelligenti e capaci, ma lo Spirito Santo ti rende molto più intelligente e molto più capace. Perciò in questo momento, questa storia, noi possiamo vincere sicuramente. Perciò la consequenza di questo comincia a entrare no capítulo 14 di Numeri e comincia a inserire um elenco di storie che comincia a cambiare questa storia del popolo di Israele. Perciò il popolo in quel momento entra in disperazione, perché questa síndrome di Cavalete porta il popolo a vivere in disperazione. Numeri capítulo 14, versetto numero 1. Número 14, 1. Allora tutta la comunità gridò di sgomento e alzò la voce e o popolo pianse tutta quella notte. Quando viene questa síndrome di Cavalete di insetti, viene la disperazione. Allora tutta la comunità gridò di sgomento e alzò la voce e o popolo pianse tutta quella notte. Tu já hai perso una notte pensando nei problemi della vita? Tu já hai perso una notte senza dormire? Chi prende cura della tua vita? Disperazione non fa parte di una persona che confida nel Signore. E o popolo stava entrando in questa storia. E adesso? E adesso? O popolo grida, pianto. E adesso? La disperazione non fa parte. Senza una guida spirituale, senza una speranza, viene lo sgomento, viene la disperazione. Non riesce a vedere le possibilità. Comincia a vedere solo i pericoli. E anche un leader che possa contagiare con i pericoli. Non riesce a vedere una soluzione. Vedono la sconfitta e non la vittoria. Una persona che si sente come figlio di Dio comincia a vedere una opportunità di conquista, un'opportunità di vittoria. E perciò che noi dobbiamo vedere le cose con gli occhi del Signore, per vedere questa difficoltà e vedere la vittoria e non la sconfitta. O popolo non riesce a vedere una soluzione e comincia a mormorare. O popolo diventa mormoratore. Numeri 14, versetto 2, a lettera A. Tutti figli di Israele mormorarono. Che cosa è mormorare? Mancanza di ringraziamento. Che cosa è mormorare? È cominciare a mettere fuori tutti i miei dolori, i miei lamenti contro il Signore. Il mormorio non è contro una persona, è contro il Signore. Invece di vedere la grandezza di Dio, si uniscono contro Dio. Comincia a creare un gruppo contro Dio. O cuore amaro è contro Dio. Perché Dio che aveva messo loro là davanti a quella terra promessa, e loro erano contro un Dio. Noi non possiamo avere questo. Ma se abbiamo síndrome di un insetto, noi cominciamo a lamentarsi, mormorare, e è contro Dio, e noi diventiamo la vittima di una storia. È un popolo ingrato. Invece di vedere un Dio che ti libera
nós diventiamo un popolo che comincia a accusare Dio. Ma se io comincio a vedere Dio con gli occhi di Dio e vedere questa storia con gli occhi di Dio, io posso essere grato a Dio per inserire questa storia. Possiamo fare un piccolo riassunto adesso? Tu già hai ringraziato a Dio per questa situazione di questo virus? Tu già hai ringraziato a Dio di essere a casa? Tu già hai ringraziato a Dio per questa storia? L'altro problema è che il popolo era ingrato. Numeri capítulo 14, versetto 2b adesso. E loro dicevano, fossimo pur morti nel paese d'Egitto. Loro stavano desiderando la morte. Dove? Lá na escravidão. Ingratitudine diventa la loro realtà. Non vede la libertà. Dimentica tutti i beni che sono stati fatti, tutte le benedizioni. Tante volte noi siamo quella gente dipendenti delle cose momentanee e stiamo dimenticando tante benedizioni che Dio ci ha dato. Se noi siamo arrivati qua oggi, 29 di marzo 2020, alle ore 11 qualcosina, è perché Dio ci ha benedetto finora. Ci ha dato salute, ci ha dato lavoro, ci ha dato famiglia, ci ha dato delle persone preziose e siamo arrivati. E la gratitudine deve fare vedere queste cose. E non perché una situazione difficile mi porta a vedere le cose con pessimismo o mi porta a essere ingrato. Quante volte se una cosa non succede come voglio io sono ingrato? Io abbandono. Facciamo questo con la gente, facciamo con Dio. Noi dimentichiamo tutti i beni. Il popolo di Israele ha ricevuto il mangiare, ha ricevuto la manna, ha ricevuto da bere, ha ricevuto nuvole per non avere il sole contro di loro, ha ricevuto un fuoco di notte per camminare con sicurezza. Ma loro si dimenticarono di questo. Mancanza di gratitudine. Vedere le cose momentanee e le difficoltà momentanee come un grosso problema. La sindrome di Cavaletti, la sindrome do insetto fa vedere questo. Io non posso dimenticare le cose belle che il Signore ha fatto con me in tutta la mia storia. Il popolo diventa insolente e arrogante con Dio. Numeri capítulo 14, versetto numero 3. Perché il Signore ci conduce in quel paese dove cadremo per la spada, là le nostre mogli e i nostri bambini diventarono preda di nemico. Non sarebbe meglio per noi tornare in Egitto? Que arrogância. Não sarebbe meglio tornare in Egitto? Non sarebbe meglio quello che c'era prima? Un popolo insolente. Un popolo che comincia a affrontare Dio. Un popolo che non rispetta la persona di Dio. Mancanza di temore a Dio. Adesso io so meglio che Dio. L'arroganza di un popolo è che il popolo cominciava a negoziare con Dio cercando di spiegare a Dio qual era o meglio. L'arroganza è la sindrome di insetto che vuole essere più grande di Dio e non riconosce che è un figlio di Dio. La presença di Dio per loro era un disastro. Puoi immaginare il sentimento di Dio in quel momento? Di vedere un popolo che diceva a Dio, tu sei stato un disastro per noi. I nostri lamenti portano questo al cuore di Dio. La nostra arroganza portano questo davanti a Dio. Io non mi fido più di Dio. Tu puoi immaginare il sentimento di Dio? In questo momento che noi stiamo vivendo con questa crisi, qualsiasi arroganza, qualsiasi lamento, murmurio, è portare una tristezza al cuore di Dio. Un figlio di Dio in questo momento vede la potenza di Dio, la gloria di Dio. Nós não possiamo inculpare Dio per un disastro. Dio ci sta dando un'opportunità di vincere e manifestare la sua gloria. E questo popolo adesso comincia a manifestare un'apostasia. Non sarebbe meglio per noi tornare in Egitto? Ravvedersi del ravvedimento fatto. Non sarebbe meglio tornare a essere un schiavo del peccato? Non sarebbe meglio tornare a una vita nell'ubriachezza? Una vita nella pornografia? Una vita vivere a rota libera? Non sarebbe meglio vivere una vita con Dio da parte? E era quello che il popolo stava desiderando, ritornare ao peccato. Quanti di noi che stiamo camminando con Dio davanti alle prime difficoltà della vita pensiamo, non sarebbe meglio tornare
ao mundo? Ravvedersi do ravvedimento che abbiamo fatto per tornare al Signore? Non sarebbe meglio tornare in Egitto? Oh popolo di Dio, oh gente, síndrome de cavalete porta questo sentimento. Síndrome di un insetto porta questa arroganza. Tornare a essere schiavo del peccato. Noi siamo figli di Dio per la libertà, per essere liberi. Perciò questo momento è vedere le cose come un figlio di Dio, questa presenza di Dio, con questa presenza potente di Dio, e vedere le cose e dire: Dio, io continuo con te e fai di me quello che tu desideri, quello che tu sogni. E usa la mia vita per trasformare questa Italia, questa nazione che noi viviamo oggi. O popolo in quel momento era stufo di Dio. O popolo in quel momento non voleva adorare Dio. Una delle cose che mi ferisce tantissimo è quando la gente si ferma di andare in chiesa per adorare Dio. Non ha desiderio di adorare Dio. Non vuole cantare. Non vuole servire. E rimane a casa una domenica, 2 domeniche, 3 domeniche e non vuole continuare a servire il Signore. E loro stanno dicendo a Dio: io ce l'ho questa síndrome di cavalete, di insetto, la prepotenza e l'arroganza è arrivata, mi sento superiore anche a te, perché adorarti? Un popolo che è figlio di Dio si umilia e adora e vive questo con Dio. Invece della luce vuole ritornare all'eterno, invece della libertà vuole ritornare alla schiavitù, invece della vita vuole la morte. Ma un figlio di Dio desidera continuare e essere perseverante per scrivere una nuova storia per il Signore. E questo vírus noi dobbiamo scrivere una nuova storia per il Signore. La ribellione diventa pubblica e il popolo manifesta questo. E disse, Numeri capítulo 14:4, e se disse l'uno all'altro: nominiamo-te um capo e torniamo in Egitto. Ribellione. Povero Mosè. Prendiamo l'altro capo e torniamo in Egitto. Facciamo tutto nuovo per noi. Síndrome di un insetto? No. Outra apostasia, scegliamo un altro. Questo non serve. Gli 10 spia com síndrome de cavalete stavano contagiando tutta la gente. E adesso loro cominciano a persecutare i leaders. Numero 14, 10 a 12. Allora tutta la comunità parlò di lapidarli, ma la gloria do Signore apparve sulla tenda di convênio a tutti i figli di Israele. E o Signore disse a Mosè: fino a quando me desprezará questo popolo? Fino a quando non avranno fede in me dopo tutti i miracoli che ho fatto in mezzo a loro? Io lo colpirò con la peste e lo distruggerò, ma farò di te una nazione più grande e più potente di essi. È arrivato il momento che Dio dice: basta! Basta. Quando tu ti senti come figlio di Dio, tu possa sentire: questo Dio che sta parlando con me è reale e è vero. E questa storia noi possiamo conquistare e entrare in questa terra. E non ci sono dei virus. Questa malattia, a guarigione, noi dobbiamo inserire la medicina giusta verso questa guarigione e tornare a essere quello che noi siamo, essere figlio di Dio. Qual è la guarigione che tu hai bisogno? Non è di questo virus. Noi abbiamo bisogno di una guarigione spirituale, di trasformare la nostra vita para essere quello che Dio desidera di noi. A essere figli di Dio e veramente rivestirsi di figlio di Dio. Perciò il ravvedimento con cuore spezzato davanti al Signore. Allora Mosè e Arone, Numeri 14, 5 e 6. Allora Mosè e Arone si prostrarono a terra davanti a tutta la comunità riunita dei figli di Israele. E Giosuè, figlio di Nun, e Caleb, figlio di Jefone, che erano tra quelli che avevano esplorato il paese, si stracciarono le vesti. Se tu ce l'hai questa síndrome ancora di un insetto, il primo passo, ravvediti. Straccia le vesti. Ritorna al polvere della terra, alle ceneri, e comincia a sentire la guarigione della umiliazione davanti a Dio, come Giobbe ha fatto. Umiliarsi davanti al Signore e viene la guarigione. Umiliarsi davanti al Signore e confessare al Signore ogni peccato e ritornare a questo primo amore con il Signore. Io sono il problema, non sono gli altri.
Sono io che devo credere nella potenza di Dio. Sono io che devo entrare in questa terra. Io ho bisogno di guarigione. Dio, guarigimi. Dio fa questa guarigione nella mia storia. Perciò devo ritornare alle promesse del Signore. In Numeri capítulo 14, 7 e 9 dice così: e parlaram così a tutta la comunità dei figli di Israele. E o paese che abbiamo attraversato per esplorarlo è un paese buono, molto buono. Se o Signore ci è favorevole, eu credo in questa promessa. Se o Signore ci è favorevole, ti farà entrare in quel paese, Ele te lo dará. È un paese dove scorre o latte e o miele. Soltanto non vi ribellate ao Signore e não abbiate paura del popolo e del paese, porque ne faremo nostro pascolo. L'ombra que lhe protegeva se è ritirata e o Signore è con noi, non li temete. Uau! Um filho de Dio crede in questa promessa. Noi faremo loro il nostro pascolo. Questa storia noi possiamo vincere e conquistare. Non ci sono problemi per i figli di Dio che credono nel Signore. Noi possiamo sfondare le porte dell'Ades e conquistare le anime per Cristo. Prendi questi messaggini, invia queste meditazioni ai tuoi amici, tu vedrai che le grandi cose il Signore farà e noi possiamo conquistare questa Italia per Cristo. Senza paura, senza ribellione, faremo di loro il nostro pascolo, conquisteremo. È la conquista che Dio vuole darci. E può darsi che questo virus sia quello fiume, sia il Giordano che dobbiamo attraversare per vincere questa Treviso, questa Padova, questa Belluno, questa Conegliano, questa Verona. Matteo 12:30, chi non è con me è contro di me, chi non raccoglie con me disperde. Io devo essere vicino al Signore e essere inserito nel piano, nel progetto del Signore e credere nel Signore. Tu sei prezioso agli occhi del Signore, tu sei figlio del Signore, tu non ce l'hai nessuna sindrome di un insetto, perché Dio ti ama e ha inserito lo Spirito Santo suo nella tua vita e tu sei stato lavato con il sangue di Cristo Gesù, un sangue puro. Perciò la potenza di Dio è con noi. Tu non sei quello che tu pensi di essere, tu non sei quello che gli altri dicono di te, tu sei quello che Dio afferma che tu sei e Dio ti ama. Amém? Possiamo conquistare e avere delle vittorie, perché noi siamo figli di Dio e questa è la nostra storia. Preghiamo. Nosso Padre, grazie perché questa storia è una storia di un popolo di Israele, la storia del tuo popolo, della tua gente. Grazie, oh Padre, perché possiamo vivere questo momento in modo molto speciale. E grazie, oh Padre, benedici la tua Chiesa, la tua gente. E che il tuo popolo, oh Padre, possa sentirsi veramente come veramente tu lo vedi, oh Padre, come i tuoi figli. E che noi possiamo essere come Chiesa, Padre, avere sempre entusiasmo, criatività, avere iniziativa per proclamare la tua gloria, Padre, nel nome di Gesù. Amém, Senhor. Amém? Che Dio ci benedica tantissimo, carissimi. Amém? Adesso faremo con il nostro momento di offerta. E tu puoi pensare, pastore, offerta sì? I nostri affitti dobbiamo pagare, le nostre spese dobbiamo pagare. Adesso tu c'è là le nostre coordinate bancarie, vai di là, inserisci. E tu puoi inviare le tue offerte, le tue decime per mantenere questa opera e che noi possiamo avanzare in Italia. E chissà, tra un anno, o chissà, tra o próximo vírus, nós possiamo avere già tante le altre chiese e avere tanta gente che crede in Cristo Gesù. È un momento che tu possa fare questo momento come offerta ao nosso Signore. Amém? Que Dio ti benedica. Un abbraccio. Amém.